San Fantin è una delle più piccole insule che compongono Venezia. Situata al centro del sestiere di San Marco, deve il suo nome alla chiesa fondata nel X secolo. Grazie all'uso della modellazione digitale e all'interazione tra gli strumenti della storia dell'architettura e quelli delle Digital Humanities, è stato possibile ricostruire la storia dell'insula e della chiesa, mettendo in luce per la prima volta le reciproche interazioni. San Fantin è una delle chiese più antiche di Venezia. Della forma della prima chiesa, costruita nel 996, non sappiamo nulla. La prima fonte risale al XIV secolo e testimonia la dedicazione della chiesa a San Fantin, oggi raffigurato da una statua nella tradizionale iconografia di cavaliere. Una seconda chiesa fu costruita nel corso del XII secolo sulle fondazioni del primo edificio, come raffigurato nella pianta prospettica di Jacopo de Barbari del 1500. Si trattava di un edificio a 3 navate, situato al centro del campo e con un campanile sul lato settentrionale. Nella ricostruzione della terza chiesa, questo campanile fu demolito. Per il resto, il nuovo edificio conserva le pareti perimetrali della chiesa romanica, con l'aggiunta, dopo la demolizione di un lotto di edifici residenziali preesistenti, di un vasto presbiterio. È possibile che alcuni spolia della chiesa precedente siano ancora visibili: l'acquasantiera del XII secolo ricavata da un capitello polilobato figurato o il prezioso fonte battesimale in marmo proconnesio. L'erezione della nuova e maestosa chiesa fu possibile grazie ai 10.000 ducati lasciati in testamento nel 1501 dal cardinale Giovanni Battista Zen, nipote del Papa Paolo II Barbo e vescovo di Vicenza. Il testamento prevedeva anche la costruzione di una sepoltura a San Marco e dell'altare maggiore della cattedrale di Vicenza. Il fastoso rivestimento della chiesa in pietra d'Istria, reso possibile grazie a un generoso lascito testamentario, era stato accuratamente pianificato dal benefattore. Nel suo testamento aveva previsto l'ingrandimento della chiesa e il suo rivestimento in marmo policromo, noto per bellezza e raffinatezza, ma le chiare volontà espresse nel lascito furono rispettate solo in parte. Secondo un progetto a cui collaborarono Antonio Abbondi, detto lo Scampagnino, e Jacopo Sansovino, la struttura della precedente chiesa fu notevolmente ampliata ed elevata. Internamente il corpo di fabbrica è stato svuotato e ricostruito secondo un modello spaziale molto complesso, basato sulla rielaborazione dello schema bizantino a quincunx. Lo schema a quincunx, che a Venezia ha come prototipo la Basilica di San Marco, è una cellula spaziale a base quadrata suddivisa in 5 elementi. 4 quadrati minori disposti sui punti estremi delle 2 diagonali e uno maggiore al centro. Nella chiesa di San Fantin, questo schema è stato adattato alla nuova volumetria dell'edificio mediante il concatenamento di 2 moduli a cui sono stati tolti alcuni elementi periferici. A questo spazio sono poi stati aggiunti 2 elementi: il presbiterio, coperto con una cupola, e il vestibolo, coperto con una volta a botte. La nuova planimetria della chiesa è stata però profondamente condizionata dalla relazione con gli spazi urbani con cui interagisce attraverso le aperture. La chiesa, infatti, ha 4 entrate laterali e un ingresso principale che guida i fedeli al percorso processionale, consentendo loro di immergersi gradualmente nell'atmosfera sacra, procedendo all'interno dell'edificio verso l'altare maggiore. Questo progressivo avvicinamento all'altare maggiore è reso solenne non solo dal sistema di volte che richiama lo spazio marciano, ma anche dagli ordini architettonici all'antica che rivestono le strutture della chiesa. Questo percorso si conclude nel presbiterio sopraelevato su una cripta, una delle pochissime sopravvissute a Venezia. La cripta confina con un locale seminterrato situato sotto la sacrestia. La zona sotto il presbiterio presenta una copertura in mattoni, costituita da volte a crociera ribassate,
sorrette da 10 colonne tozze in marmo. Grazie all'approccio innovativo della nostra ricerca, che intreccia storia dell'architettura e digital humanities, è stato possibile ripercorrere le fasi costruttive dell'edificio nell'evoluzione urbana dell'insula, aprendo la strada a nuove ricerche.